Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay. Siamo Sinai Desert, modalità conquista. Ero un attimino sull'aereo, mi sono lanciato vicino al punto E e sto utilizzando... Benissimo. Stavo utilizzando l'arma principale da pilota, mi sono paracadutato vicino il punto E perché l'aereo era ormai in pessime condizioni. Sto usando quindi pistola e semiautomatica da pilota. Vediamo un po'. Volevo farvi vedere la conquista perché volevo farvi provare qualche veicolo nuovo, qualche tank, qualche... L'altra volta ho sbagliato oh, attenzione. Guardate a questo. Ha distrutto tutto. Va bene, andiamo verso la città principale. L'altra volta mi sbagliavo, il Mark 5 era di nazionalità britannica. Pensavo che era tedesco perché nel film Indiana Jones l'ultima crociata c'era lo stesso carro armato ed era pilotato dai tedeschi, quindi pensavo che fosse tedesco. Allora, ricarichiamo la pistola. Abbiamo quest'arma non è che mi piace tanto perché è semiautomatica, non lo so, un po' problematica. Ce la dobbiamo fare purtroppo tutta a piedi. Andiamo verso B. È buono perché abbiamo anche il martello. Ecco, con questo si possono riparare non solo mezzi ma anche postazioni fisse. L'altra volta mi sono messo a riparare una specie di cannone che era stato demolito. Oh, qua c'è un cecchino appostato sulla collina. Adesso lo uccidiamo. Sempre che se resta là. Eccolo. Vediamo se lo posso uccidere con la pala. Ah, lui guardate come guarda. Eccolo qua. Ci prendiamo il suo fucile. Più che altro il suo equipaggiamento. Non c'è nessuno. Punto A. Sì, stiamo giocando bene, la squadra sta vincendo. Intanto qua c'è un cavaliere. Preso. A pochissimo. No! Ovviamente mi sono un pochettino scoperto. Però gli ho tolto 90 punti vita, avete visto? Va bene. Ritorniamo. Allora, ecco, quello che volevo prendere era il bombardiere. Prendiamolo immediatamente. Voglio farvelo vedere. È un aereo... Cioè, a me piace tantissimo, è fantastico. È molto lento, però ha grande possibilità di fuoco. È una fortezza volante. Cioè ha due mitragliatori, uno davanti e uno dietro. E posso lanciare due tipi di bombe. Bombe leggere e bombe pesanti. Se riesco a essere preciso posso davvero fare enormi danni agli avversari. Adesso sorvoleremo il cielo sopra A. Ecco. E vedremo di lasciare andare un paio di cannonate. La cosa forte è che se si danneggia l'aereo, ecco, guardate quanti bersagli che ci sono. Ecco, voliamo abbastanza alti e lanciamo tutte le bombe. Vai, vediamo se facciamo... Ecco, abbiamo colpito qualcuno. Attenzione. È difficilissimo pilotare questo aereo, almeno a mio parere, e fare tanti danni col pilota perché se si danneggia è difficilissimo poi da tenerlo sotto controllo. E anche un minimo danno alle ali può causare grossi problemi. Ok, stabilizziamoci. Vai. Oh, il cavallo c'era lì. 47. Facciamo un altro giro. Qua ci sono tutte le valvole, gli indicatori di pressione. Fantastico, a secondo della velocità delle eliche e di tutto il resto. Vai. Volo dritto. Guardate qua quanti avversari. Vai, 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 vai. Oh, arrivano le cannonate. Mi sa che ci hanno visto. Il punto A è l'unico da danneggiare, quindi andiamo un po' verso la nostra zona. Prendiamo quota. Ah, Edmund pure. Allora, voliamo verso Edmund. Io posso fare poco contro i caccia. Devono proteggermi i ragazzoni della postazione volante. Vai, vediamo se prendo qualcuno. Non c'era nessuno. Vediamo che c'è verso la lettera A. Vediamo un po'. Saliamo.
Ah, eccola. Colpito. Cioè, non è che è un mezzo. Oh, abbiamo un caccia dietro, ragazzi. Abbiamo un caccia dietro. Niente. Purtroppo i caccia sono un problema. Non lo controllo più. Ah. Oh. Avevamo quel maledetto dietro, avete visto? Un aereo del genere dovrebbe... Un aereo del genere dovrebbe essere sempre affiancato da caccia oppure ben seguito, perché... Qua che si può fare? Ecco, guardate, si può riparare, vedete? Non so cosa sia questo. È una specie di vecchio vagone. Boh. Cannone, cosa del genere. Comunque, avete visto, non è un aereo che, diciamo, fa tutto da solo, ma fa la differenza se c'è un conflitto. Avete visto un aereo del genere che inizia a bombardare, crea scompenso nel territorio nemico. Persone vedono bombe arrivarsi addosso, si spaventano un po'. Guardate a questo. Vabbè, ma aveva il mitragliatore. Comunque sì, può essere un aiuto, un supporto dal cielo. Vediamo se ce n'è un altro, lo voglio prendere. Sì, qua ce n'è un altro, bombardiere. Sì, è l'aereo che mi piace di più. Perché se... Allora, nuovamente qua. Andiamo su A. Vai, aumentiamo la velocità. Oh, qua c'è qualcosa. Vedete, non l'ho preso perché è molto anche difficile coordinare tutto. Spostiamoci. Non li ho presi, ce n'erano parecchi però. Vediamo se qualcuno sale. Oh, ci siamo buttati proprio nella... Mamma mia. Ecco, caccia nemici. A ore 6. Mi sa che posso solo andare a sganciare le ultime bombe e abbandonare l'aereo, perché se si mettono di coda sono finito. Vediamo che c'è qua. Meglio... Ecco, ne abbiamo uno dietro, ragazzi. Guardate la minimappa, ne abbiamo uno dietro. Vabbè, ho sbattuto. Ah, ho preso quella maledetta bandiera. Però saremmo stati abbattuti lo stesso. Allora, mi metto il medico e volevo salire su questo bombardiere. Vediamo un po'. No, non è un bombardiere, è un aereo normale. Vediamo che abbiamo qua. Dai, amico mio, girati. Ah no, è un bombardiere. Sì, sì. Dell'asse, mi sa. Sì, sì. Ecco, di coda. Vediamo. Ecco il Mark 5. Quello è alleato, sì. Attenzione. Chi c'è qua? Ok. Altro aereo. Passenger assist. Attenzione. No, 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 come si sta mettendo? Attenzione. Ah, vuole colpire. Mamma mia, ecco, guardate, appena inizia a perdere un po'. Niente, niente, niente. Oh, mamma mia. Si inizia a danneggiare un po'. Che c'è qua? Chi è che spara qua? Che arma ha? Ah, una mitragliatrice pesante. Ok, perfetto. Allora, la stiamo prendendo. Ecco, guardate il bombardiere. Ecco là, boom boom, butta due bombe e se ne va. Esploso qualcosa. Ah, abbiamo la pistola secondaria. Dai, dai, questo è alleato.
Che c'è qua dentro? Medicine. Qua. Nulla. Vediamo se possiamo fuggire di qui. Farmi a piedi tutta quella zona è davvero una rottura di scatole. Meno male. Ecco qua una macchinina. Adesso ce ne andiamo immediatamente via. E vabbè, vai. Allora, andiamo verso A. Mi sembra che la beta duri ancora un bel po', ragazzi, qualche giorno, quindi mi raccomando, vedete se potete provarla e magari aggiungermi alla lista amici. Piano. Ehi. Ok. Vabbè, lo sapevo, c'è sempre qualcuno messo là, guardate, quello aspettava che passassimo. Allora, aerei. Volevo provare gli aerei, volevo farvi vedere anche i carri armati. Purtroppo carri armati... Ah, qua c'è il cavallo. Ma veramente ieri sera ho fatto una partita col cavallo fenomenale. Allora, più che altro col cavallo mi limito a usare la scimitarra, perché non ce n'è proprio col fucile. È molto difficile. L'obiettivo secondo me col cavallo non è quello di sparare, ma è di arrivare addosso alle persone sfruttando la velocità e ucciderli con la spada, perché con... fucile è difficile colpire. Allora andiamo su B, dai. Il fucile sì, è un buon fucile, però bisogna andare piano, bisogna essere in certe situazioni, non è sempre utile, eh? La spada la vedo molto più utile nei combattimenti ravvicinati e sono i più comuni col cavallo. Vediamo un po'. Stazione del treno. Oh, arriva il treno. No, 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 no. Ma proprio io dovevo prendere il treno. Uff, no, dai, che sfiga. Cioè il treno passa una volta ogni 200 anni e lo prendo io. Bombardiere, dai, andiamo su quel treno col bombardiere. Vai, vai. Un altro bombardiere di là. Dai, 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 deploy. Perfetto. Allora, vediamo che cosa c'è. Treno numero 1. C'è un caccia nemico, mi sembra. Vai. Dai che il treno si sta avvicinando. Pronti ragazzi, abbiamo le bombe pronte. Vediamo se lo possiamo. Vai. Vai, 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 gli ho buttato tutto. E l'ho preso. Mamma mia. No, no, no. No, no, siamo, no. Via, 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 via. Dietro la collina. Uff, che abbiamo le ali anche enormi. Aio, ancora. Uff. Che mi ha danneggiato qualche motore. Che le ali sono a po'. No, no, no. Chi ho dietro? È un caccia maledetto. Però al treno l'abbiamo danneggiato per bene. Più del 50% della vita. 3 aerei. Nuovo bombardiere. Gli altri non mi piace. Il primo l'abbiamo già visto. È l'aereo d'attacco. Il fighter. Quello là monoposto. L'altro è un caccia molto diverso. Però io preferisco questo. Anche perché do la possibilità al team di entrare. Ho sbagliato. No. Che ho fatto? Ho fatto ESC. Che è successo? Si è buggato il gioco, penso. Comunque ho fatto ESC perché volevo selezionare la squadra, mettermi in una squadra diversa. Vediamo un po'. Ah, comunque in questa zona, visto che ci siamo, è possibile selezionare le medaglie. Nel senso, si possono aggiungere varie medaglie per assegnare degli obiettivi durante la partita. Per esempio, ho messo questo del medico. Ottieni 50 uccisioni con i fucili per medico e 10 headshot e tutto il resto. Sì, può essere una buona idea per guadagnare qualche punto in più. Sì. Comunque, penso che si sia un attimino... Ah, ecco, ci siamo sbloccati. Usiamo adesso il Levi Tank, che è uno dei miei preferiti. Carro armato molto particolare, lentissimo, però dà la possibilità davvero di distruggere il nemico se usato per bene. È una fortezza questa proprio semovente da terra. Date un po'.
Allora, procediamo. G l'abbiamo presa. Ecco, potete vedere che può sparare rosa di proiettili per distanze intorno ai 15-20 metri. E poi il cannone per... Ecco, ecco ragazzi, salite. Ecco, è salito qualcuno dietro. Nemici a ore 12, fuoco. Colpiti. Fuoco. Colpito, no. Fuoco, ucciso. Fuoco, mancato. Forza ragazzo mio. Bravo. Abbiamo fatto a pezzi questi due. Continuiamo. Aio, aio. Arrivano da sopra i bombardieri, guardate un po'. C'è il treno là davanti a noi ragazzi. C'è il treno. Fermi così. Fuoco. Ancora. Fuoco. Niente. Vai. Ancora, ancora, ancora. Ancora. L'abbiamo fermato. Ragazzi. Giriamoci. Ah, è lentissimo. L'ho mancato, non ci credo. Aio, aio. L'ho preso. Preso ancora. Ripariamolo. Ti prego. Mi levo di qua ragazzi. Più alto devo sparare. Ah. Maledetto, c'è qualcuno che rompe le scatole. Dai, dai, dai. Oh, ci abbiamo qualcosa dietro. Basta. Oh. Eccolo, eccolo. Oh. Ma se lo possiamo rimettere a nuovo. Si ripara tenendo premuto X, eh? Basta. È quasi perfetto. Ah, solo qualche bullone via. Oh, un aereo. Un aereo. Arriviamo su G. Ancora quel treno maledetto. Aio. Attenzione. Vai. Ma quanti colpi gli devo tirare prima di abbatterlo? Giriamo. Cioè io non sono sicuro se si possa che si possa distruggere quel treno. C'è uno là. Promossi a livello 10. Ripariamo. Abbiamo guadagnato anche la monetina per comprare le armi. Oh, che battaglia. Vai. Vediamo che c'è qua. Allora, non vedo nulla. Andiamo su G. C'è un bombardiere. Oh, eccolo. Ok. Altro nemico. No, non era nemico, era già morto. Allora ragazzi, prendiamo il punto G e adesso ci dirigiamo verso... Chi è che rompe le scatole? Oh mamma mia. Qua dovete fare voi i bersaglieri del carro armato. Allora andiamo su verso D. Stiamo vincendo. E anche stiamo giocando abbastanza bene.
Ho sbagliato. L'avrei voluto beccare. Questo è morto. Allora, che c'è là sotto? Vai. Colpito. Lo vedete là? Vai. Carro nemico. Vai. Lo vedete là sotto? Ferito. Aia, aia, che? Chi è che spara? Ancora il treno. Oh, pensavo che fosse stato distrutto. Tutto in fiamme. Oh, il bombardiere! Mamma mia. Meno male che quelle sono granatine spicciole. Colpito ancora. Ancora. Ah. No. E quelle non ci fanno nulla. Dai, ripariamo. È ottima questa cosa che si possa riparare anche dal carro interno. Cioè, mi ricordo sul 4 bisognava scendere. Chi c'è? Vabbè, là. Oh, 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 chi c'è? Mamma mia. Mamma mia, ripara, ripara, ripara. Ripara prima che saltiamo in aria. Cioè, multi-kill. Quanti ne abbiamo uccisi? Cioè, ci è arrivato un aereo addosso. Però fortunatamente l'avevamo portato quasi al 100. E non ci ha fatto nulla. Però ci siamo fatti quanto? Era 7 uccisioni, 3 ce n'erano. Era un bombardiere. Tutti e 3 morti. Stiamo prendendo Edmund. A, B e C dobbiamo riprendere. Vai, partiamo. Nuovamente funzionante. Dopo un aereo addosso, nuovamente funzionanti. Ancora il treno rompiscatole. Allora, voglio prendere A, perché se prendiamo A li possiamo raggirare e chiudere. Purtroppo questo carro, diciamo, dentro non ha grande possibilità, diciamo, di... Cioè, ma non si vede nulla, c'è solo questa apertura. Forza! La pendenza. Giriamoci un attimo, diamogli una cannonata al treno. Sì, secondo me è uno dei migliori carri armati, perché ho io il controllo del cannone principale, mentre nell'altro, quello inglese, non c'è la possibilità del controllo del cannone da parte del macchinista, lo deve controllare. Oh, 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 oh. Mamma mia, l'abbiamo preso, attenzione. Guardate i pezzi tutti in aria. Forza ragazzi, salite. Vi do un passaggio. Perfetto, è fatta apposta qua. Allora, c'è il treno. Giriamoci. Fuoco. No, ma ci distrugge il treno, eh. Dobbiamo allontanarci. Oh. Me ne vado, me ne vado, me ne vado. Oh, c'è questo. Il treno è saltato in aria. Ma chi c'è qua dietro? C'è qualcuno che rompe le scatole. Ah. C'era il carro armatino dietro che ci sparava. Però abbiamo distrutto il treno principale. Bene ragazzi, allora oggi ci stiamo divertendo con i veicoli. Non ne abbiamo altri, vero? Il medico. Sì, ho comprato la carabina italiana, la Rigotti. Abbiamo F. Stiamo vincendo in pratica. Ecco, c'è un altro aereo. Vi faccio vedere il fighter. Mi sembra che non ve l'ho fatto vedere. No, questo l'avevate già visto. Niente. Però dai, c'è un bombardiere là davanti. Accendiamo la valvola. Apriamo la valvola al massimo e distruggiamolo. Danneggiato. Non lo vedo più però. Aerei piccoli e veloci. Fastidiosissimi. Andiamo di qua. Ecco, caccia ore 12.
Ecco, beccato. Beccato. Dov'è? Sparito. Wow, sono scontrati. No, ho sbagliato tasto. Ah, ho fatto... Vabbè. Scendiamo. Qua di solito c'è il lanciafiamme. Vediamo. Stiamo vincendo, ragazzi. Solo 6 punti alla vittoria. Vedo troppe morti alleate qua. Chi c'è? Ah, l'avevo visto. Peccato. Abbiamo vinto, ragazzi. Vittoria 298. Manca... Ecco, vediamo se riesco a farvi vedere quest'aereo, ma mi sa di no. Proprio. Comunque, vittoria per il nostro team. Ecco, questo era l'altro aereo, vabbè. 300 a 217, li abbiamo massacrati. Una bella partita, ho fatto 10 uccisioni, però abbiamo provato tantissimi veicoli e... Bella partita. Questi sono i migliori della squadra. Eccoci qua. 10 uccisioni, 9 morti, 1 e 11 come score principale. Abbiamo catturato una bandiera, abbiamo distrutto 2 veicoli nemici, l'aereo e il carro armatino. E abbiamo ucciso 6 avversari con i veicoli stessi. Ci becchiamo, ragazzi, al prossimo video. Ciao a tutti.